Allora, appuntamento al Battaglini tra la Femi CZ Delta Rugby Rovigo Vea e il Crociati Parma. E la squadra di casa schiera Basson, Pavan, Pedrazzi, Van Niekerk, Pace, Duca, Wilson, Scholz, Cristiano Persico, Tumiati Reato, il capitano Ravalle, Gestone Quaglio. Intanto con il kick-off da parte dei Crociati. E veniamo alla formazione ospite con Damiani, Alberghini, Vengoa, Ennaure, Nodè, Zucconi, Aire nella mediana, Mandelli, Del Nevo, Caffini, Fletcher, Van Vuren, Tripodi, Manici e Gögen. Dai parmensi che hanno una ghiotta opportunità con una larghissima superiorità numerica al largo, recupera la palla Pedrazzi e si invola verso la linea della metà campo, quindi Rovigo si salva da un'incredibile occasione dei Crociati Parma che con una cattiva gestione del pallone hanno consegnato al contrattacco rossoblu. Basson scaraventa il pallone nell'area dei 22 e il pallone poi va a finire, no, rimane nell'area dei 22, l'arbitro Liperini però mi sembra di vedere che comanda un fuorigioco precedentemente assegnato alla squadra di casa, penalty per il Rovigo. La prima occasione di marcare punti, la potenza c'è, vediamo anche la precisione, sì, ed sono 3-0 per il Rovigo. Basson scarica ancora su Pace che si abbassa, mantiene il possesso di palla per favorire il sostegno offensivo, poi arriva Liperini a comandare un penalty per il Rovigo per il vantaggio non assegnato. Così è, 6-0. Dal sostegno del Rovigo, Duca, Ravalle. E fanno bene i rossoblu a lanciare Max Ravalle in attacco perché prima o poi Max il buco lo troverà. E intanto ogni volta ce ne vogliono 3 del Parma per fermare il pilone catanese. Terza possibilità per il Rovigo di incrementare il punteggio, finora 2-2 i rossoblu dai calci piazzati. Vediamo se Davide Duca mette al centro dei pali anche questo pallone. E siamo sul 9-0. Arriva in sostegno anche Van Niekerk. Un altro metro guadagnato, forse meno. Siamo praticamente a un passo dalla linea di meta. Grande difesa dei parmensi che si oppongono in tutti i modi. Ma il Rovigo ancora in possesso. Ravalle forse è sulla linea di meta. Non c'è ancora il toccato, evidentemente. La palla è dietro le ginocchia di Ravalle. Il Rovigo di nuovo in spinta, eccolo il pallone per Wilson, Duca dentro per Samuele Pace per una meta in mezzo ai pali. Conversione di Davide Duca. E prima dell'ingaggio di questa mischia i Crociati provvedono a una sostituzione, uscito il talonatore titolare Manici, è entrato Carlo Festuccia, un ex azzurro, a rinforzare la prima linea del Crociati Parma. Ingaggio per il Rovigo, palla vinta, parte Endo Scholz, Wilson, Duca dentro per Pedrazzi, setup del Rovigo ancora in possesso. Tommaso Reato all'esterno, Duca, Basson ed è la meta in bandierina di Riccardo Pavan. Molto angolato naturalmente il tentativo di trasformazione da parte di Davide Duca per il Rovigo. E là là, Davide, che trasformazione! Altri 2 punti nel tabellino per il Rovigo. Quarto minuto, quindi 4 minuti 4 di azione del Rovigo, arrivato a un passo dalla linea di meta. Bravi i Crociati a difendere. Gioca velocemente i Rodigini e poi arriva la meta. Meta di Davide Giasson che festeggia la prima meta in rossoblu e a chi l'ha segnata? Proprio ai suoi ex compagni. Non riesce la conversione di Davide Duca. E ancora pallone fuori. Calcio di Stefan Basson, un open under che viene recuperato da Riccardo Pavan. Bravissimo Riccardo, che poi scarica su Cristiano ed è la meta di Van Niekerk, la meta del bonus. Notte fonda per i Crociati. E non siamo giunti nemmeno
alla fine del terzo quarto di gara. 4 mete per il Rovigo, con una scelta forse non del tutto felice da parte di Stefan Basson, con un up and under che però ha permesso a Ricardo Pavan di mettere in evidenza le proprie qualità di saltatore, perché veramente si è elevato tantissimo, ha recuperato un pallone offensivamente parlando e poi è scattato come una furia, e poi con l'inserimento prima di Cristiano e poi di Giovanniker, che ha confezionato una splendida meta che viene trasformata da Davide Duca. 35-0 per il Rovigo. E dunque si gioca di nuovo questa introduzione, siamo alla quarta mischia ordinata che viene giocata con l'introduzione dei crociati, che vincono bene il pallone, vanno in spinta, crolla poi la prima linea e l'arbitro Liperini assegna la meta tecnica al Crociati Parma. E con la conversione di Jacopo Zucconi arrivano altri 2 punti nel punteggio per quanto riguarda i Crociati Parma. 35-7. Pavan placcato al collo da Vengoa, niente, si prosegue. Merlo scarica su Scholz, che intanto zitto zitto si è fatto tutta la partita con una grande percentuale di cose fatte bene. Davide Duca viene bloccato, messo giù anche da Farolini. Arrivano il sostegno con Basson, che manda dentro in corridoio centrale Filippo Cristiano. Ottimo il tempismo dei rossoblù, che sono con una buona presenza al largo. Van Nicker che fissa su Ricardo Pavan, che va a marcare la meta numero 5 di questo match in pieno overtime, e per Ricardo Pavan è una splendida doppietta oggi. Tentativo di conversione per Davide Duca, che sfuma di pochissimo, e quindi il punteggio finale vede il successo della Femi CZ Vea Rugby Rovigo Delta per 47 sui Crociati Parma.